Fase 2 in Friuli Venezia Giulia operativa. Il mondo dell'artigianato riparte dopo settimane di pausa forzata, rialzando le serrande nella speranza che il motore non si sia definitivamente ingolfato, come ribadito da Graziano Tilatti, presidente regionale di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Oggi è una giornata particolarmente importante per il mondo dell'artigianato. 4.500 imprese dedicate ai servizi, tra cui 2.000 dedicate ai servizi alla persona, riprendono a lavorare, riaprono le loro botteghe, riprendono in mano un disegno della loro vita e avranno l'opportunità di dare di nuovo un servizio alle persone, ai loro clienti affezionati che potranno tornare da loro. Io credo che queste persone che hanno dovuto per lungo tempo tenere chiuso e che si sono preparate in modo particolare a questo appuntamento, a loro va un particolare grazie per l'attenzione con cui si sono preparate. Io credo che queste persone con dedizione e umiltà daranno ancora un grande contributo per la ripresa di questa regione, di questo paese, del lavoro e del comparto dell'artigianato. Un augurio a loro e un augurio a tutti noi. I barbieri affilano le forbici per sfidare a singolar tenzone, oltre i capelli dei clienti, la burocrazia italiana, vera pandemia perenne per i possessori di partita IVA. Dopo quasi 3 mesi di stop si riparte da parte nostra con l'entusiasmo quasi di aprire il negozio per la prima volta. Rispettiamo le regole, quindi distanziamenti, mascherine, tutti i DP che sono previsti per questa apertura e cerchiamo di dare alle donne, ai nostri clienti l'entusiasmo che da un po' di tempo non c'era e quindi siamo pronti davvero. Appuntamento settimanale con Aido, Friuli Venezia Giulia, con noi Mario Strazzolini che è anche vicepresidente dell'associazione. Perché oggi parliamo con Mario Strazzolini? Perché ci sono delle cose che legano Mario Strazzolini all'Aido per questioni di salute, ma soprattutto anche a livello, diciamo così, extra salutari, è vero? Certamente, io mi sono avvicinato a questo mondo perché ho avuto una patologia con la quale ho avuto bisogno di una donazione da parte di un donatore addirittura straniero. Non pensavo addirittura che alla mia età si potesse ancora ricevere, perché insomma qualche anno ce l'ho, ricevere o donare gli organi, invece è una cosa ancora possibile, tanto è vero che ieri ho letto proprio sul Messaggero che una signora di 83 anni ha donato felicemente, è riuscito il trapianto del fegato addirittura, no? Quindi in questo momento io ritengo che siamo sommersi così da questo virus che ha invaso tutto il mondo, ci stiamo però un po' dimenticando delle patologie preesistenti che purtroppo restano. C'è molta gente che avrebbe bisogno della donazione di organi. Personalmente conosco molte persone, per esempio, che sono in terapia in dialisi, per esempio, che stanno facendo una bruttissima vita, che potrebbero tornare a nuova vita con un trapianto del Certo. rene e tante altre cose. Quindi io ho accettato la carica anche di vicepresidente dell'AIDO sezione di Udine, in quanto che a Cividale c'era la sezione dell'AIDO, Associazione Donatori d'Organi, ed era presieduta dal compianto commendatore Romano Blasic, che però molti anni fa ha lasciato questa carica, dopodiché i soci del Cividalese sono confluiti sulla sezione di Udine e pertanto mi ha fatto piacere che dopo essere stato nominato dal direttivo e su invito del presidente Marsonnet di accettare la carica di vicepresidente. Senta, importante Strazzolini sottolineare questo. Perché Aido? Perché donare? Beh, diciamo che l'AIDO è intanto un'associazione alla quale si può aderire gratuitamente, basta andare sul sito internet, digitare AIDO, vengono fuori sia la modulistica e la modulistica gratuita con la quale si aderisce all'AIDO come socio, ma si dà anche la disponibilità alla donazione. Quindi è un atto di amore verso il prossimo, delle persone che soffrono, delle persone che hanno bisogno. Capisco che
non tutti se la possono magari sentire, però io ritengo che veramente ci sia la necessità di una maggior sensibilizzazione, io anche nella qualità di consigliere comunale di Cividale, anche visto che sono stato nominato in questa carica già a febbraio e dopo siamo stati bloccati dall'emergenza coronavirus, intendo fare delle iniziative per sensibilizzare maggiormente anche il cividalese, che vedo che non ha tantissimi soci dopo la chiusura della sezione, e pertanto spero di dare un mio contributo a questa associazione, cercando di portare vicino più persone Bene. possibili e sensibilizzare più persone possibili. E noi attraverso questi appuntamenti cercheremo insomma di dare un'ulteriore mano affinché tutto ciò vada in porto positivamente. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, grazie per l'intervista.